Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Nunzio Lella, allora innanzitutto, per quanto riguarda la partita con il Brescia, con il senno di poi si può dire che è stata una vittoria che vi ha dato non solo punti ma anche tanto morale in classifica, cosa che ultimamente forse era un po' mancato. Beh, sicuramente sì, non abbiamo fatto delle grandi prestazioni, ma comunque sapete che comunque la Serie B è un campionato molto difficile, ogni partita è a sé e l'importante è comunque fare punti, ecco. Abbiamo fatto punti con l'Ascoli, abbiamo fatto punti adesso con il Brescia, dobbiamo pensare subito a Lecco. Vero è che comunque con la Reggiana prima e con l'Ascoli poi ci sono anche gli avversari, come si suol dire, e che avversari avete incontrato? Beh, sicuramente delle squadre che lottano per altre cose, diciamo, rispetto a noi, però il discorso è che quelle sono le peggiori secondo me, perché comunque giocano col coltello fra i denti, ogni partita è una battaglia e ovviamente la spunta chi ci mette più cuore, secondo me, ecco. E battaglia sarà anche come contro il Lecco, perché hanno obiettivi diversi dei vostri, però è una squadra che lotta appunto per avere punti al pari di voi. Assolutamente sì, loro giocano in casa, avranno l'apporto da parte dei tifosi, non sarà una partita facile, noi dobbiamo credere nei nostri mezzi, giocare come abbiamo sempre fatto, giocare da squadra, essere uniti, ovviamente lottare come dei matti. Su quale piano probabilmente si deciderà questa partita, quella contro il Lecco appunto? Sul piano più tattico o sul piano più psicologico? Beh, sicuramente tutto ha importanza, però a livello psicologico noi siamo, non dico avvantaggiati, però comunque siamo in una posizione diversa dalla loro, che questo comunque non è un fattore, diciamo, decisivo, perché però che comunque noi siamo lì, siamo una squadra forte, sappiamo che comunque giocando da squadra siamo uniti, quindi possiamo fare una grande partita. E questo l'avete dimostrato sicuramente, perché anche col tuo inserimento in corso di partita avete dimostrato che tutti, da chi gioca di più a chi gioca di meno, guai a parlare di titolari e riserve, se no mister Vanoli si arrabbia, comunque tutti potete, di fatto date il vostro contributo. Beh, certo, il mister ogni volta ci ripete che comunque chi è fuori comunque ha un'importanza enorme per la squadra, perché comunque può dare una scossa a chi ha giocato dall'inizio, ecco. Noi ci alleniamo tutti i giorni per farci trovare pronti e credo che questa sia la soddisfazione più grande. Tu personalmente come stai dopo la distorsione che hai avuto al ginocchio? Tutto recuperato? Stai ancora facendo qualche cura? No, sto benissimo, adesso sono con la squadra al 110%, come avete visto sono entrato, ho fatto il mio, per questo comunque ringrazio lo staff sanitario del Venezia, Ciccio Cavedone che comunque mi ha seguito dopo avermi messo a posto il ginocchio e nulla. E quindi è stato uno scontro in campo durante un allenamento, giusto? Beh, assolutamente sì, comunque adesso noi lavoriamo tanto nell'allenamento per farci trovare pronti per la partita, comunque col mister, lo staff performance del Venezia cerchiamo sempre di lavorare sulla fatica e di farci trovare in partita sempre pronti. E tu in partita c'eri, come hai fatto anche un'esultanza, diciamo pure liberatoria? Beh sì, ripeto, è stata un'esultanza così perché comunque la partita non era facile, il Brescia comunque è un'ottima squadra e si sentiva un po' di nervosismo perché non riuscivamo a fare il 2-0, poi appena è successo comunque sono esploso di gioia e mi sono divertito lì a esultare con i nostri tifosi. A proposito di tifosi, erano veramente tantissimi, ben più di 9.000 allo stadio Penzo contro il Brescia. Quanto vi hanno spinti e quanto vi hanno spinti anche durante l'anno, perché non è l'unica partita in cui hanno risposto in molti? Beh, sicuramente giocare davanti a tutti questi tifosi che ci incitano è qualcosa di fantastico, sembra diciamo una stupidaggine ma veramente ci danno quell'apporto in più. Quando c'è da fare una corsa in più in fatica, sentire loro che ci incitano, cantano per noi è qualcosa di fantastico e quindi le forze ritornano, diciamo. Un'ultima domanda, ma non ultima. È ben vero che, come ha detto mister Vanoli, non deve essere un alibi perché è un problema comune, però questi primi caldi quanto stanno incidendo sulla qualità del gioco? Beh, sicuramente giocare sotto il caldo non è mai facile, però ripeto, noi lavoriamo ogni giorno per farci trovare pronti per anche queste, diciamo, alibi che poi, come dice il mister, secondo me non sono, perché comunque c'è il caldo per noi, c'è il caldo anche per gli altri, quindi ovviamente chi è abituato di più a lavorare con la fatica, secondo me poi la spunta.